Artigiani al collasso, alle prese con le tasse da pagare da un lato e il credito IVA dall'altro. Il costo dei dipendenti tra i più alti in Europa e i clienti che al posto di pagare a 30 giorni pagano a 90 o addirittura a 150. In mezzo ci sono gli artigiani che sempre più spesso si sono resi protagonisti delle pagine della cronaca nera, scegliendo di farla finita. Gli ultimi dati diffusi oggi da Unioncamere dicono che 26.000 aziende hanno chiuso i battenti dall'inizio del 2013. Secondo la CGIA di Mestre, quasi il 60% sono aziende artigiane, le piccole e piccolissime imprese che avevano permesso il successo del Nord-Est. Ora la Regione corre ai ripari e istituisce un fondo di garanzia, uno stanziamento che dovrebbe permettere alla liquidità di ripartire e ai suicidi di fermarsi. Abbiamo 1.900 milioni di euro a disposizione affinché le banche possano erogare, cioè prestare risorse a fronte di garanzie che mette la Regione. Un calcolo, quello del Presidente della Regione, basato sull'effetto moltiplicatore che i prestiti hanno nell'economia al palo per l'assenza di contanti. La banca non rischia nulla perché il fondo garantisce. A fronte di attestazioni di credito, la Regione si impegna dunque a fare da garante con le banche che il sistema riparta, una misura fortemente attesa dalle associazioni di categoria. È sicuramente una misura importante che può dare una boccata d'ossigeno a quelle migliaia e migliaia di piccole imprese venete che attualmente si trovano in difficoltà. La Regione ha fatto il primo passo dai blocchi di partenza, ora aspetta il governo il cambio di ritmo. Gli artigiani hanno già provveduto a chiedere l'istituzione di un fondo nazionale analogo a quello della Regione.